scritto all'assessore Lanzarin raccogliendo le istanze delle famiglie, chiedendo che con la massima sicurezza, la massima protezione, queste persone possano finalmente dare anche una carezza, avere un contatto fisico con i loro familiari. E ora c'è bisogno invece di dare loro la possibilità di riavvicinare anche la relazione umana e l'affetto che queste persone hanno bisogno di sentire. Abbiamo visto che ci sono dei casi in cui questi anziani, questi disabili sono dimagriti anche di 8-10 kg, hanno avuto un regresso molto molto drammatico, molto difficile e complicato. E quindi per tutte queste ragioni io chiedo alla Regione di avere almeno un po' di umanità, di rispondere e di dare una risposta che vada nella direzione di un contatto fisico, un rapporto di nuovo di avvicinamento, di affetto per questi anziani. Nel frattempo la candidata di Italia Viva chiede alla Regione che entro ottobre venga messa a punto la riforma delle IPAB. Da quando esiste nel 2000 circa la legge nazionale sulle IPAB, di trasformare le strutture appunto con una governance pubblica, sono rimaste le uniche due regioni a non aver applicato e a non aver approvato la riforma delle IPAB. Le conseguenze sono molto semplici, cioè paghiamo delle rette altissime, ci sono delle liste d'attesa, c'è una riduzione anche dei posti letto, sappiamo, molto preoccupante, di conseguenza le famiglie devono pagare molto di più per avere meno servizi a causa di una riforma che è rimasta nel cassetto da circa 20 anni.